Concorso per titoli ed esami, per il reclutamento di 1985 allievi finanzieri alla Guardia di Finanza, per l'anno 2025. Le figure vincitrici saranno destinate al conseguimento della specializzazione antiterrorismo e pronto impiego, soccorso alpino della Guardia di Finanza, contingente di mare per la specializzazione nocchiere, e motorista navale, operatore di sistema. Al concorso possono partecipare coloro che abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, compiuto il 18° anno e non abbiano superato il giorno di compimento del 25° anno di età se concorrenti per i posti riservati ai volontari delle Forze Armate, del 24° anno di età se concorrenti per i posti destinati agli altri cittadini italiani. Per partecipare è necessario essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea. Ai volontari delle Forze Armate in servizio al 31 dicembre 2020 ovvero congedati entro tale data è richiesto, se concorrono per i posti a loro riservati, il diploma di istruzione secondaria di primo grado. La domanda di partecipazione al concorso, da presentare entro le ore 12 del 21 novembre 2025. Dovrà essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo concorsi.gdf.gov.it, seguendo le istruzioni del sistema automatizzato.